Che la Sardegna sia terra di artisti e che sia il luogo da dove nascono e si originano i linguaggi dell'arte è un fatto ormai pacifico dal punto di vista storico, antropologico ed archeologico. Ad oggi la, la Sardegna, l'isola tutta, ha ancora un atteggiamento molto vivo, molto vitale in relazione a quello che è il flusso dei linguaggi dell'arte. Ehm, una terra al centro del Mediterraneo, da dove da sempre si sono incrociati i diversi flussi linguistici e culturali attraverso quei codici semantici e semiotici ed anche simbolici che hanno come risultante ultima il processo, quel grande processo di diffusione dell'arte fatto prodotto. Nel microcosmo della mia realtà oggi è successo questo, ero alla Maddalena con mia moglie Barbara Ardau che mi stava facendo questo ritratto acquarellato con i colori della pace, dove in qualche modo fuoriesce il mio volto immerso in questo quasi Eden naturale, ma innaturale dal punto di vista della messa a sistema dei suoi linguaggi dell'arte e dei suoi artisti residenti, al che si è avvicinato Ruggero Piscedda, un nostro caro amico ed un artista che tra l'altro gestisce anche Pizza d'autore, dove lui gioca con, come se fosse un arcimboldo della pizza, con la materia prima e gastronomica, traducendola in ritratto e ritrattistica per i suoi ospiti, e mi ha fatto questo ritratto da Van Gogh, isolano ed isolato nell'isola a capoterra all'American Beach. Ruggero Piscetta.